Questi sono i finocchi gratinati, crosticina croccante, finocchi saporiti. È una ricetta così immediata che alla fine sporcheremo solo una ciotola. Una volta tagliati i finocchi a fette spesse circa mezzo centimetro, li mettiamo direttamente in una ciotola capiente. Aggiungiamo i pomodorini tagliati a metà, lo spicchio di aglio tritato, un po' di sale e di pepe, un filo d'olio e l'origano. Mescoliamo bene tutto per cominciare ad insaporire e poi aggiungiamo il pecorino o un altro formaggio grattugiato e il pangrattato. Mescoliamo ancora e adesso dispongo i finocchi nel cestello della friggitrice ad aria. Potete anche utilizzare la leccarda del forno rivestita di carta. Imposto la temperatura a 180 gradi e cuocio per un totale di circa 15 minuti. Solo sul finire, per non bruciarli, aggiungo anche le olive e i capperi. Ed ecco che in meno di mezz'ora ci mettiamo a tavola, con un piatto piuttosto fresco e saporito. A presto con un nuovo video. Ciao a tutti da Valentina!